Verde Nord-Est oggi con le sue telecamere vi porta qui a Rosolina, in provincia di Rovigo. Siamo a pochi passi dal mare, ci troviamo nel centro ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, dove si sta svolgendo la giornata dell'irrigazione di precisione ed integrata. Andiamo subito a vedere che cosa sta succedendo in campo e nelle serre qui a Veneto Agricoltura. Oggi nel centro ortofrutticolo Veneto Agricoltura, che è il braccio operativo della Regione Veneto, cerca di far vedere all'agricoltore quali sono i sistemi migliori per utilizzare l'irrigazione di precisione. È cioè la tecnologia che incontra l'agricoltura, ma non deve incontrarla a livello sperimentale, la deve proprio far vedere. Quindi servono le aziende sperimentali che la Regione Veneto ha dato in gestione a Veneto Agricoltura per far vedere agli agricoltori esattamente come si può utilizzare il risparmio idrico, fondamentale anche se in quest'annata non abbiamo problemi idrici particolari. Perché è importante in un'agricoltura di precisione un'irrigazione di precisione, direttore? È importante per svariati motivi. Il principale è il risparmio idrico, la sostenibilità ambientale dell'agricoltura. Abbiamo sentito tutti che il PNRR in agricoltura vuole sostenibilità ambientale. La prima sostenibilità ambientale in agricoltura è il risparmio idrico, ma quando parlo di risparmio idrico parlo anche di risparmio per l'agricoltore. Quindi vuol dire arrivare con poca acqua, quell'acqua necessaria, vicino alla pianta, con una tecnologia per permettere alla pianta di ricevere l'acqua necessaria e non disperderla nell'ambiente, né per discivazione e né per evaporazione. La Regione Veneto mette queste aziende a disposizione per far vedere all'agricoltore come lui dovrebbe fare nella sua azienda, con che tipo di macchinari, con l'esatta potenza utilizzata dai macchinari e far vedere chiaramente quale sarebbe la giornata tipo dell'agricoltore. Questa mattina è una giornata molto importante dedicata all'irrigazione di precisione ed integrata, dove si vedono diversi sistemi, da sistemi impianti di irrigazione che ci permettono di ridurre il consumo d'acqua e di centellinarlo, visto il fattore della produzione fondamentale, importante, indispensabile ma limitato. Siamo partiti a vedere gli impianti un po' più tecnologici di coltivazione, parliamo di fuorisuolo, siamo partiti a vedere il floating system con la coltivazione della lattuga cespo, dove si vedono le radici immersi nella soluzione nutritiva. Siamo passati poi a vedere il sistema di coltivazione di air floating, quindi è un ibrido tra l'aeroponia e il floating system, dove le radici sono nell'aria e vengono praticamente irrigati a tempi, quindi a turni irrigui ben decisi, ben distanziati da un temporizzatore che poi funziona anche in base alla temperatura e alla radiazione e quindi le radici prendono questa soluzione nutritiva da particolari ugelli. Da lì siamo passati a vedere un altro impianto fornito gentilmente dall'Università di Padova, che lavoriamo da anni in collaborazione con loro, che è l'impianto di acquaponica, dove abbiamo l'allevamento dei pesci collegato con l'allevamento, coltivazione di ortaggi a foglia. Un piccolo impiantino di Vertical Farm, è un piccolo impianto pilota per mostrare cosa vuol dire coltivazione in verticali, quindi in piani sovrapposti. Da lì, sempre nella tematica del fuorisuolo, siamo passati nella serra, in cui abbiamo visto la coltivazione delle fragole rifiorenti in fuorisuolo su fibra di cocco e perlite. Siamo passati all'ultimo impianto di coltivazione, pomodoro cuori di bue tipologia albenga, trapiantato su lana di roccia. Abbiamo visto le bilance, due sistemi a supporto delle decisioni che ci permettono di monitorare la coltivazione e nello stesso tempo aiutare e guidare il produttore o il tecnico per capire quando è il momento ideale per l'irrigazione, per la fertirrigazione, quindi che può intervenire direttamente lui o adattare il sistema che si interfacci direttamente al banco di fertirrigazione e automaticamente far partire l'impianto, che dà un grosso aiuto. L'ultima serra che abbiamo visto invece è una serra in coltivazione classico su terreno, è una prova varietale di pomodoro midi plum, o detta anche Piccadilly, ha preso il nome dalla tipologia stessa. Una coltivazione che ci permette di capire le differenze
varietali, non solamente come produzione quantitativa ma soprattutto qualitativa e grado Brix, per poi andare a redigere una lista varietale che poi noi trasferiamo ai produttori. Luca Casotto della Ortec. Allora, la macchina che vediamo qui è una trapiantatrice pacciamatrice. Quali sono le caratteristiche di questa macchina? Buongiorno a tutti, questa è una trapianta passamatrice, è una macchina che praticamente nello stesso momento stende il film plastico e stende anche la manichetta che è il tubo di irrigazione. Come lavora praticamente la macchina? Srotolando il film, ci sono dei vomeri sotto che aprono dei solchi dove abbiamo messo a dimora delle piantine abbiamo messo a dimora dopo un previo foratura del film plastico attraverso dei bicchieri, piantina messa a dimora, viene rincalzata della terra sulla piantina e il trapianto è fatto. Al posto di avere 2 passaggi, in un unico passaggio stendiamo la pacciamatura e facciamo il trapianto. Professor Paolo Sambo, perché è importante in un'agricoltura di precisione un'irrigazione integrata di precisione? Fondamentale perché risorsa idrica è uno degli aspetti più importanti anche in Veneto, dove l'acqua tradizionalmente è a disposizione. Noi abbiamo bisogno di trasferire ai produttori il concetto e gli strumenti per usare la giusta quantità di acqua per ottenere buone produzioni, ma anche per evitare impatto ambientale e aspetti simili. La collaborazione tra il DAFNA e l'Università di Padova, Veneto Agricoltura e la Regione è importante perché? Intanto ci tengo a dire che almeno tra il gruppo di orticoltura e il centro sperimentale di Tramontana è una collaborazione, oserei dire, quarantennale, per cui andiamo avanti insieme ed è fondamentale perché lavoriamo tutti nella stessa direzione ma su settori diversi. Abbiamo un aspetto più scientifico fatto a Padova, un effetto più pratico applicativo fatto qui, ma nessuno dei due va da nessuna parte se non ci parliamo insieme. Questa è l'importanza strategica del centro.